Hvaljen Isuse Marija. Τόπο. Η Οδύσσεια είναι μια ιστορία που εκτελήθηκε εδώ, στην Ελλάδα. Εγώ ως παιδί, όταν ήμουνα στο χωριό μου και έκανα την Οδύσσεια, έβλεπα, εκεί που έβλεπα την Αυσικά να πλένει στο πηγάδι, έβλεπα τη μητέρα μου που με έπαιρνε παιδάκι και πηγαίναμε να πλύνει τα ρούχα με τον ίδιο τρόπο. I ragazzi sono chiamati a interrogarsi sulle scelte del protagonista. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore. Preghiamo. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del Tuo amore, perché la Tua parola, seme e lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di veder crescere l'umanità nuova per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te, che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza, che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Tu sei buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sia attento alla voce delle mie suppliche. Tu sei buono, Signore, perdoni. Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio. Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgi a me e abbi pietà.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il nemico, seminò la zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe, fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa, gli dissero: ma signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. I servi gli risposero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura io stesso dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania, legatela in fasci per bruciare, il grano invece riponetelo nel mio granaio. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, domenica scorsa Gesù ci ha raccontato la prima parabola del Vangelo, la parabola del seminatore. Spero che la ricordiate, il padre che manda il figlio a seminare dove? Nei solchi del nostro cuore. L'abbiamo già considerato. Oggi Gesù propone una seconda parabola molto interessante, la parabola del grano e della zizzania. La zizzania, non so se sapete cos'è, è una pianta parassita. Dal racconto di Gesù avvertiamo subito il problema che questa parabola porta con sé: la presenza del male nel mondo e le conseguenze che ne derivano. Tutti ne parliamo di questo.
il male nel mondo. Però voi aprite il libro della Genesi e là si dichiara che Dio ha compiuto nella creazione tutto bene, tutto quello che è uscito dalle mani del Creatore è bello. Dio stesso l'ha riconosciuto. E allora ci domandiamo, ma dove mai è nato questo male? Qual è la sua sorgente? Qualcuno, sentite, ha voluto coinvolgere nel problema Dio stesso. Sentite come qualcuno ragiona. Se Dio è veramente buono, non può volere il nostro male. Certo. Ma se il male c'è, allora significa che Dio non è buono. Ora, se Dio non è buono, la conclusione di non pochi, Dio non c'è. Problema del male, per tanti è un problema che proprio proibisce, impedisce di accogliere la presenza di Dio. Noi non pensiamo così. A chiarire il problema ha provveduto Gesù raccontandoci questa parabola del grano e della zizzania. Il regno di Dio, sentite quanto è bella. Il regno di Dio è simile a un uomo che ha seminato buon seme nel suo campo. Mentre tutti dormivano, venne il nemico e seminò in mezzo al grano la semente cattiva, la zizzania. Quando poi lo stelo crebbe, fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi si svegliano, stupiti per quello che è accaduto, chiedono al padrone: ma tu non hai seminato buona semente nel tuo campo? Come mai c'è questa zizzania? Se vuoi andiamo a estirparla. Il padrone dice no, perché non avvenga che raccogliendo la zizzania sradichiate con essa anche il buon grano. Lasciate che crescano insieme fino alla mietitura, allora io stesso dirò ai mietitori: prima la zizzania in fasci per buttarla nel fuoco e poi raccogliete il granaio per il mio granaio. Di fronte a questa parabola il discorso è molto impegnativo, però poche cose che ci servono. Il primo personaggio che incontriamo chi è? Il padrone. E il padrone chi è? Noi no. Il padrone è lui. Il padrone è del campo, è Dio. È lui che semina con abbondanza la semente buona. È lui che garantisce quello che avviene. Fin dal principio l'intera creazione è contrassegnata dalla bontà infinita del Creatore. Tutto ciò che troviamo di male dell'uomo non ha Dio come origine, a noi come protagonisti, noi con la nostra cattiva volontà. Secondo personaggio, il nemico. Il nemico, colui che sconvolge l'armonia del creato, Gesù lo chiama il maligno. Sapete
che ci sono tanti cristiani anche che mi dicono che non c'è il demonio. È una favoletta che raccontiamo ai bambini o che si raccontava ai bambini. Stupidi, aprite il Vangelo. Quante volte Gesù ha a che fare con il demonio? Non ditemi che non c'è. Non lo vogliamo riconoscere perché è una presenza maledetta, una presenza che produce il male, è il vero nemico di Dio e dell'uomo, colui che vuole la nostra rovina e la nostra infelicità. Questo nemico opera di notte, con inganno, mentre tutti dormono. Quando la vigilanza si allenta, il nemico trova l'opportunità di entrare nel campo e seminare la zizzania. Per questa ragione Gesù raccomanda ai suoi: vigilate, vigilate, perché solo chi è vigile può resistere in modo efficace al male che c'è. Il terzo personaggio, chi sono i servi? I servi impazienti vorrebbero subito risolvere il problema, come faremo tutti noi di fronte al male che ci minaccia. Ricorriamo subito ai rimedi efficaci. Invece ecco l'insegnamento di Gesù. Mentre i servi vorrebbero risolvere subito, il padrone, che è Dio, indica il modo col quale dobbiamo comportarci. Come comportarci nel male o accanto al male che incontriamo. In questo mondo il bene e il male non possono essere completamente separati. I grandi padri della Chiesa lo chiamano mysterium iniquitatis, è il mistero del male, presente, è subentrato e fa parte della creazione. In questo modo, bene e male, quindi non possono essere separati completamente, sono destinati a coesistere insieme, l'uno accanto all'altro fino al giorno della mietitura, dice il padrone. La mietitura ci sarà, la mietitura. Il progetto di Dio prevede la presenza del male nel mondo come una componente della nostra vita, e tale situazione ci obbliga a vivere vigilanti perché il bene risulti vincitore nella nostra vita, e se no sappiamo cosa succede. Alla fine dei tempi poi ci sarà il giudizio che spetta solo di competenza al padrone del campo, non a noi. È lui che dividerà, è lui che la zizzania la butterà nel fuoco. Non sappiamo di che genere di fuoco. Sono cose che non vale la pena neppure cercare. Butterà la zizzania nel fuoco e il grano nel suo granaio. Quello sarà il domani di Dio, miei fratelli. E ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ingegnarci a essere buoni, sì. Fare in maniera di avere occhi per scoprire il male ed evitarlo. A noi rimane quello di aggrapparci poi alla misericordia del Padre
fidarci del suo amore senza limiti e credere a Gesù quanto Lui ha detto alla sua Chiesa. E quello per noi è una promessa che aspettiamo con gioia. Professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Terzo giorno, salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre il Figlio è adorato e ha parlato per mezzo dei profeti. Fratelli e sorelle, la pazienza di Dio è senza limiti nei riguardi di tutti, sempre pieno di misericordia, tenerezza e misericordia. Chiediamo anche noi discernimento e pazienza verso il prossimo con queste parole. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, annunci con coraggio il regno di Dio seminato da Cristo e si lasci guidare nei giudizi e nelle decisioni della sapienza del Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per chi ha in mano la guida della società, promuova condizioni che favoriscono il bene e aiuti a riconoscere il male senza scoraggiamento o rassegnazione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per chi è stanco, scoraggiato, oppresso dal male o dalla sofferenza, trovi conforto nella vicinanza del Padre, che semina il bene e viva con speranza la promessa del raccolto finale. Preghiamo. Per la nostra comunità, ognuno si sforzi di mantenere una grande concordia nonostante la diversità di idee e di interessi. Preghiamo. Padre, liberaci dalla tentazione di classificare gli uomini in buoni e cattivi. Aiutaci a fare conto della tua misericordia per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo.
lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accoglie e santifica questa offerta come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Spirito la assisti, le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia, sempre ti rende grazie per Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui, insieme agli angeli e ai santi, proclamiamo la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore oggi ci troviamo a nostro Tumaco con la Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio
per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, preso il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Per tutti. Fate questo in memoria di me. Peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede, è mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri, i diaconi, tutte le persone a te consacrate, il tuo popolo fedele. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, assieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Miei fratelli, ora ricordiamoci che abbiamo un Padre tutto per noi, fidiamoci del suo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa,
donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Diamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. I peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Canto numero 412. Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi, risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Nell'ultima sua cena Gesù si dona ai suoi. Prendete pane e vino, la vita mia per voi. Mangiate questo pane, chi crede in me vivrà, chi beve il vino nuovo con me risorgerà. È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi, formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù. Se porti la sua croce, in lui tu regnerai. Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai. Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà, vivremo da fratelli e Dio sarà con noi.
Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, poiché lo hai colmato della grazia di questi misteri. Donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Messa finita, andiamo in pace. Signore conceda a tutti una bella giornata, domenica. Il numero 471. Tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in te. La tua veste candida come la neve, e il tuo volto come il sole. Tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in te. Tu gloria di Gerusalemme, tu letizia di Israele, tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in te. Tu avvocata dei peccatori, Madre di misericordia, tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in te.